Una toccante e fiera cerimonia abbiamo visto officiata da Don Gaetano Borgo, il parroco di Crespano, che ha sottolineato sì lo strazio di quelle famiglie che hanno perso giovani vite nella guerra, ma ha lanciato un messaggio di speranza, pensando che sono stati restituiti ai loro cari i resti di questi soldati che potranno così riposare in pace su quel monte sacro, esprimendo intense parole di solidarietà ai tanti ragazzi delle scuole elementari e medie presenti e attenti all'ultimo saluto a questi 13 eroi. Un richiamo al fatto che a 20 anni bisogna avere anche tanto coraggio e affrontare la vita anche con grande sacrificio ma con grande convinzione. Quando penso ai caduti penso soprattutto a quello che seppero fare, con le paure di un giovane, con la preoccupazione di morire, con i sogni nel cassetto, con gli amori e i dolori, però rimasero al loro posto. E quei caduti ci insegnano molto oggi in una società dove ci sono solo diritti e non ci sono mai doveri. Penso che questa cerimonia sia stata molto importante, soprattutto per noi, perché 100 anni fa coloro che sono morti, che oggi abbiamo celebrato, avevano la nostra età e è importante celebrare il loro coraggio e il loro eroismo per la patria. È importante essere coraggiosi e credere in qualcosa. È importante essere coraggiosi e credere in qualcosa perché sono le cose che ti spingeranno sempre ad andare avanti nella vita e ad affrontare tutti i tuoi problemi. È stato un degno e meritatissimo saluto per questi ragazzi che avevano pochi anni più di noi, però comunque per combattere per la nostra libertà sono andati anche a costo di perdere la vita in guerra.